Assessore Telesca, la statua di Monsignor Santin ha trovato posto finalmente a Montegrisa e da adesso da qua può dominare, quindi guidare di nuovo Trieste Capodistria. Che significato c'è rispetto al posizionamento di questa statua qui? Beh, diciamo una giornata bellissima e con un valore simbolico altissimo. Il posizionamento della statua di Monsignor Santin che rappresenta per tutti i triestini, non solo, per tutte, come abbiamo sentito, per tutte le associazioni degli istriani, è veramente un simbolo di pace. Mai come oggi è importante avere simboli come questo che sono un ricordo del passato ma che sono veramente un valore di speranza per il futuro. La sua collocazione in questo posto, peraltro splendido, ha un ulteriore significato per tutta la città ma anche per tutti noi, per tutta la regione, perché è una speranza di pace, un simbolo di pace per tutti i popoli che credo sia in questo momento particolarmente importante. Montegrisa diventa quindi ancora di più un punto di riferimento sicuramente per la preghiera, ma anche un punto di attrazione turistica. Beh, la bellezza di questo luogo è indubbia, e da qui si domina non solo Trieste, il Golfo, ma tutto un paesaggio che è bellissimo, quindi un'attrattività appunto non solo di valori religiosi, simbolici, di pace, ma anche, perché no, di turismo importante. L'apertura di questo luogo anche alle visite dei turisti credo sia importante, anche perché può accomunare due cose che sono pur diverse ma importanti nello stesso tempo, il sentimento, la religiosità e la bellezza della natura.